Va ora in onda Lettera 150 per il sì. Docenti ed esperti spiegano il referendum sulla riforma della giustizia. Buongiorno professor Mario Comba, buongiorno Pier Vittorio Scimia, a voi la linea. Grazie Natalia e grazie al professor Mario Eugenio Comba, veramente un onore averlo come ospite. Grazie professore. Grazie a lei. Grazie. A lei. Allora, ricordiamo oggi, lunedì 16 febbraio, qui su Radio Libertà, questa seconda puntata del nuovo programma dal titolo Lettera 150 per il sì, programma che sarà in onda appunto ogni lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 16, e in ciascuna puntata sarà appunto intervistato un esponente del comitato di Lettera 150 per il sì a questo imminente referendum sulla giustizia. Professore, veramente un onore averla come ospite, perché ricordiamo lei insegna appunto presso il Dipartimento di Giurisprudenza come professore ordinario, Dipartimento di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Torino, insegna diritto pubblico comparato, diritto comparato dell'economia, diritto amministrativo comparato, è componente del consiglio del European Law Institute e poi si è interessato di tantissimi temi: federalismo comparato, federalismo giurisdizionale, governi di minoranza, diritti fondamentali, nel suo testo Diritti e confini anche delle Costituzioni nazionali e della Carta di Nizza, e poi ha svolto numerosi periodi di studio e insegnamento in università estere, tra cui Georgetown Law Center, l'Harvard Law School, e poi è stato nel 2021 anche visiting professor presso il King's College di London. Quindi veramente grazie, è un curriculum densissimo e prestigiosissimo professore, non basterebbe una puntata per raccontarlo tutto. Beh, grazie E a lei, allora, per me è un onore poter partecipare a questi dibattiti, perché penso che sia fondamentale poter spiegare per quanto è possibile in parole semplici questi aspetti abbastanza complessi del referendum. assolutamente sì, infatti nel momento in cui poi il dibattito è molto acceso, il suo contributo permette anche di riportare la discussione su basi tecniche, storiche, comparate. Allora le chiedo subito: i comitati per il no sostengono che questa riforma costituzionale introdurrebbe un controllo del governo sulla magistratura. Ecco, quanto è fondata questa preoccupazione? Ricordiamo soltanto che sabato, per esempio, abbiamo citato l'intervista del ministro Valditara su questo tema, intervista per Stefano Zurlo del Giornale. Il ministro aveva spiegato che la campagna per il no per il momento è un carosello di fake news che confonde i cittadini. Ma guardi, grazie per la domanda, perché in effetti secondo me questo è il punto di partenza. Abbiamo visto tutti i manifesti del Comitato per il No che mettevano come titolo "Volete che la magistratura sia soggetta al governo", no? Paventando un po' delle situazioni tipo Afghanistan o Corea del Nord, insomma. Allora, vediamo esattamente com'è la situazione e vediamo cosa accade nei paesi anche vicino a noi. Ma sarò brevissimo. Allora, intanto il testo dell'attuale Costituzione dice al 104, articolo 104, la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questa è la Costituzione originale. Questo articolo rimane esattamente lo stesso nella riforma. Allora io dico, ma se proprio il governo avesse voluto sottoporre, no, la magistratura al suo controllo, l'avrebbe cambiata questa cosa, se no che senso ha? Ma di più, se noi ci guardiamo vicini, pensate, in Francia, no, la Costituzione francese, la legge francese sull'ordinamento giudiziario dice tutt'altra cosa, cioè dice i magistrati requirenti sono posti sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici e sotto l'autorità del ministro della giustizia. Allora, questo sì che è una sottoposizione, no, dei magistrati al governo. E c'è in Francia, quindi non è che sia un paese così strano. Più questa legge francese è stata dichiarata dalla Corte di Giustizia europea non tanto tempo fa, nel 2019, conforme ai principi di parità di trattamento, di libertà dei magistrati, di Stato di diritto, perché ci sono delle norme che lo consentono. Allora dico io, il testo della riforma è chiaro, ma se anche si vuole fare il processo alle intenzioni, se davvero il governo avesse voluto fare questa cosa, bastava copiare quel che dicono in Francia, nessuno avrebbe detto niente, perché anche la Corte di Giustizia europea avrebbe detto che andava bene. Quindi mi sembra davvero una sciocchezza che non va a vedere il testo, no? Uno può dire quel che vuole, può dire anche che la riforma costituzionale causa dei problemi ambientali, però poi se vai a vedere quello che c'è davvero scritto è evidente, io lo leggo e capisco cosa vuol dire.
Assolutamente sì, professore. E poi nella configurazione attuale, insomma, i magistrati italiani possono comunque dirsi realmente autonomi, appunto indipendenti dal governo. Quanto pesa però invece l'influenza delle correnti interne alla magistratura? Perché il tema dell'indipendenza, appunto, come ci ha ricordato, è centrale nella nostra Costituzione e rimane tale, però per esempio, secondo molti osservatori, tanti l'hanno fatto notare, l'ingerenza più che altro è quella proprio delle correnti interne. Il ministro della Giustizia Nordio ha definito questo sistema interno del CSM come qualcosa di paramafioso e apriti cielo, insomma. Poi l'Associazione Nazionale dei Magistrati si è indignata dichiarando che addirittura avrebbe offeso la memoria delle vittime di mafia, però ci ricordiamo tutti quello che è venuto fuori con il caso Palamara. Sì, come lei sa, il ministro Nordio un po' maliziosamente ha fatto quella dichiarazione che però riprendeva esattamente quel che aveva dichiarato un magistrato, il magistrato De Matteo, che è stato un grande magistrato contro la mafia, quindi è un po'... Vabbè, comunque, il problema è proprio questo, che i magistrati, per come vi ho appena detto, secondo me sono e rimarranno autonomi dal governo. Quello da cui non sono autonomi sono le correnti, e questo non è un'ipotesi, una possibilità, è un fatto concreto. Cioè, allora, voi pensate che ci sono l'associazione dei magistrati, diciamo, al suo interno ha 4 correnti, no? 4 movimenti, 4 correnti, e queste 4 correnti sono più o meno attribuibili alcune alla destra, alcune alla sinistra. Ma quello che è oggettivamente accertato da sentenze passate in giudicato, mi riferisco al caso Palamara, è che se tu sei un magistrato e non sei iscritto a una corrente, non fai carriera. Perché cos'è che fa? Andiamo nel concreto. Cos'è che fa il CSM di così importante? Ma ragazzi, sì, scusi, mi viene ragazzi perché lo dico a lezione, ma quello che fa il CSM principalmente sono le nomine. Le nomine e l'attività disciplinare che poi vedremo. Cioè, quando va in pensione il presidente del Tribunale di Milano o della Procura di Napoli, allora il CSM si riunisce e decide chi sarà il nuovo procuratore. E siccome il CSM su 20 componenti togati del CSM, cioè eletti dai magistrati, penso 17 o 18 appartengono alle correnti, e cosa succede? Succede che le correnti si mettono d'accordo e nominano uno di loro. Di solito dicono: adesso tu prendi Milano, la volta dopo io prendo Napoli e la volta dopo lui prende Bari, no? Fanno così, è stato accettato. E allora è chiaro che i magistrati debbono iscriversi alle correnti, se no non fanno carriera, rimarranno dei magistrati all'interno del tribunale, ma non diventano presidenti o procuratori aggiunti o quello che vogliono diventare. Però è anche chiaro che se tu ti iscrivi a una corrente e chiedi di essere nominato da qualche parte, poi voi pensate che la corrente lo faccia e non ti chieda poi niente in cambio una volta che sei diventato presidente o procuratore da qualche parte? Beh, a quanto risulta dalle sentenze del caso Palamara non è così, c'è poi una restituzione. E allora vedete che i magistrati non sono soggetti al governo, ma sono soggetti a queste correnti che operano all'interno del CSM. Esatto, proprio così, che poi il CSM, così come disegnato dalla Costituzione, garantisce anche un sistema efficace di responsabilità dei magistrati. È spesso descritto come questo CSM il custode dell'indipendenza della magistratura, però è anche un organo che compie una certa fatica poi a garantire un'effettiva responsabilizzazione. Questo modello funziona, ecco, poi sappiamo che su questi temi una certa parte della magistratura pontifica con dei giudizi che quasi rasentano l'area dell'infallibilità papale, o quantomeno dell'insegnamento incontestabile. Una bella immagine questa. In effetti anche qui vediamo i dati. I dati sono che ci sono ogni anno poco meno di 1 migliaio di illegittime detenzioni, cioè vuol dire semplicemente che ogni giorno 3 persone, ogni anno circa 1000, vengono arrestate, questo lo sapete, vengono arrestate e poi vengono liberate magari dopo 2 giorni, magari dopo 3 mesi, perché il magistrato si è accorto di aver sbagliato, no? Nel chiedere e nell'ottenere l'arresto di quella persona. E beh, allora, capite che è dirompente nella vita di una persona una cosa del genere. Eppure di questi magistrati che sbagliano così spesso, i dati dicono che pochissimi sono poi condannati, peraltro solo ad una pena pecuniaria, dal punto di vista disciplinare, nel senso che quei pochissimi che sono condannati avranno
una sospensione per un mese dallo stipendio ma relativo alla loro pensione. Insomma, se un medico, se un chirurgo si dimentica la garza nella pancia di una persona, va a processo per tutta la vita. Se un magistrato mette in galera una persona, me, lei, qualcun altro, e lo tiene in galera per 2 mesi, magari perché poi c'ha altro da fare, non fa in tempo a valutare le prove, e beh, mal che vada, gli tolgono un mese di accumulo, diciamo, dello stipendio sulla pensione. A me questo sembra un po' strano, sinceramente. Ho fatto l'esempio del medico, ma potrei fare l'esempio di un imprenditore che magari si dimentica o non ha avuto il tempo di controllare tutte le misure di sicurezza sul luogo di lavoro, o che c'ha il commercialista che si è dimenticato di pagargli l'IVA, e come sapete tutti, in questi casi è mortale l'errore che uno fa. Se lo fa un magistrato, no. E allora forse bisognerebbe rivedere anche questo aspetto, ma vede, si ricollega al discorso delle correnti, perché siccome è il CSM oggi che applica, che commina queste sanzioni, allora il discorso di prima, no? Se io faccio parte di una corrente, i componenti del CSM che debbono dare le sanzioni fanno parte della stessa corrente, allora magari dicono, vabbè dai, lasciamo stare, la prossima volta non farlo, no? E questo non funziona. Sì, e infatti questo poi ci fa anche parlare dell'altro tema collegato, che è quello del ricorso a sorteggio per la selezione di alcuni componenti del CSM, perché è stato criticato come un meccanismo inedito, privo di precedenti, ma invece molti commentatori hanno sostenuto che questo sorteggio sarebbe una soluzione addirittura incompatibile con la tradizione costituzionale italiana. Però addirittura sul tema, pensi, è intervenuto con un'intervista per il giornale Monsignor D'Ercole, che era stato indagato, poi prosciolto, e ha spiegato perché la separazione è necessaria, e lui alla domanda per cui insomma affidarne la composizione al sorteggio potrebbe poi punire la competenza, come sostiene il Fronte del Nord, nel Fronte del No, scusatemi, ha risposto: ma per caso, ha risposto con questa domanda, esistono anche magistrati ignoranti e incompetenti? Come per dire che poi sottrarre questa valutazione disciplinare fatta dall'attuale CSM, per sottrarla, ecco, ci sarebbe bisogno proprio di un'alta corte con funzioni disciplinari, oltre poi al meccanismo del sorteggio. Certo, allora dividiamo le cose. Il sorteggio. Allora, il sorteggio intanto non è vero che la Costituzione prevede il sorteggio, quindi se ve la leggete all'articolo 136, quando parla della composizione della Corte Costituzionale, la Costituzione, quella originale, quella del 46, dice che la Corte Costituzionale è integrata da un certo numero di componenti estratti a sorte su liste predisposte dal Parlamento, quando la Corte deve riunirsi per decidere sui casi di responsabilità del Presidente della Repubblica, quindi mica poca roba, no? Allora già i nostri costituenti avevano immaginato. E perché l'hanno immaginato il sorteggio? Quando è che si usa il sorteggio? Si usa quando si vuole garantire la massima indipendenza, imparzialità di coloro che sono sorteggiati, no? Per la composizione di un organo, se io voglio essere sicuro che non ci siano camarille, cordate o appunto correnti che influenzano, allora uso il sorteggio. E anche qui, attenzione, alcuni dicono, ma allora, no, a titolo provocatorio, allora sorteggiamo anche i parlamentari. No, perché il modo di selezione dei componenti di un organo dipende dalla funzione che l'organo ha. Cioè il Parlamento ha una funzione politica e quindi per definizione parziale, no? In Parlamento vanno i partiti che hanno diverse posizioni politiche e devono cercare di trovare un compromesso. Invece il giudice non ha una funzione politica, per carità, il giudice deve avere una funzione imparziale e di conseguenza anche il CSM. Quindi usare il sorteggio vuol dire rafforzare, esaltare il ruolo imparziale del CSM. Allora voi direte, già, ma è perché in origine la Costituzione prevedeva l'elezione dei componenti del CSM? Voleva dire che i nostri costituenti volevano dare un ruolo politico al CSM? No. La differenza sta nel fatto che quando è stata approvata la Costituzione, semplicemente non c'erano le correnti, perché basta sapere un po' la storia, le correnti sono nate
con la nascita di Magistratura Democratica, corrente di sinistra, che ha fatto i suoi primi passi a fine anni 60, inizio anni 70. Quindi quando hanno scritto la Costituzione non c'era il problema delle correnti. Quando hanno scritto la Costituzione, giustamente, il problema era garantire l'autonomia dei magistrati dal governo, dal potere politico, perché si usciva da 20 anni di fascismo e quindi di influenza, no, del fascista sui magistrati. Non ci hanno detto, va bene, facciamo un meccanismo elettivo dei magistrati perché così verranno eletti i migliori. Ora il problema ce l'abbiamo, come se non ce l'abbiamo? È quello delle correnti. E allora la soluzione è di sorteggiarli. Perché, guardate, è successo lo stesso con noi, con i professori universitari. Per scegliere i professori universitari si fanno delle commissioni, no? Concorsi, commissioni di professori della stessa materia. E fino all'inizio degli anni 2000 ci sono stati tanti scandali, no? La famosa storia dei baroni all'università. Allora cosa è successo? È successo che è stata cambiata la legge e ora per i concorsi dei professori universitari si usa il sorteggio. Molti componenti dei comitati del no sono professori universitari, ma probabilmente si dimenticano che sono diventati professori universitari sulla base dei giudizi di commissioni composti da colleghi sorteggiati. Eppure lì ha funzionato, è stata tanto buona questa riforma, non dico che abbia risolto i problemi, sarei ipocrita, per carità, no, però un po' è migliorata, tanto che adesso c'è una nuova riforma in corso di approvazione in Parlamento per i professori universitari che rafforza il meccanismo del sorteggio. Quindi non è una roba così strana, assurda, questa lotteria da paese, come ha detto qualcuno, è uno strumento giuridico che viene usato sia in Italia sia all'estero quando si vuole garantire la imparzialità dell'organo i cui componenti sono estratti a sorte. Assolutamente sì, e quindi sintetizzando, perché al di là di queste critiche, no, però è effettivo che poi è reale questa possibilità che il sorteggio possa proprio ridurre il peso delle correnti, favorire una maggiore rappresentatività, limitare queste dinamiche di cooptazione e ridurre il rischio di questi condizionamenti corporativi. E poi le chiedo anche, ecco, quest'altra questione, ricollegandoci a quello che ci aveva detto nella precedente puntata il professor Giampaolo Azzoni, appunto sì, ordinario di teoria generale del diritto all'Università di Pavia, che forse questa non è proprio una revisione materiale della Costituzione con questo referendum confermativo, piuttosto è un'integrazione per una maggior coerenza, sosteneva lui, lo ha anche poi ribadito con questo articolo su Lettera 150, una maggior coerenza tra i principi costituzionali, come per esempio il giusto processo, e invece poi le regole organizzative, per esempio la carriera dei magistrati e gli organi di governo, autogoverno della magistratura. E certo, questo è anche vero. Cioè, a volte le leggi si chiamano leggi di revisione costituzionale, ma in realtà servono a confermare, rafforzare il testo della Costituzione. Quando è stato questo riguarda più non tanto il sorteggio, anche indirettamente il sorteggio, ma riguarda questa separazione, no, tra i magistrati regolari, cioè i PM, e i magistrati giudicanti. Perché fino all'89 il nostro codice era il codice fascista, il codice di procedura penale era il codice fascista, che diceva c'è il giudice, c'è il PM che lavora insieme al giudice e poi c'è l'imputato che ha il suo avvocato, no? Ma il processo cosiddetto inquirente. E invece con l'89 è stato modificato finalmente il codice di procedura penale, si è andati verso un modello più simile alle altre democrazie europee, nelle quali c'è una netta separazione, perché si dice se il giudice giudica, il PM non deve essere vicino al giudice, perché il PM deve essere l'avvocato dell'accusa nel penale, no? Quindi deve essere separato e quindi bisogna separare le due carriere. Questo è stato stabilito come principio nell'articolo 111 della Costituzione, che è stato approvato pochi anni dopo la riforma del codice di procedura penale, però mancava la concreta attuazione della separazione delle carriere, perché allora, se voi leggete l'articolo 111, è già uno dei più lunghi della Costituzione, no? Non c'è stata la forza politica, non c'è stata la possibilità, si sperava che andasse a posto da sé, e invece no, e quindi con questa riforma costituzionale si dà completamento a quel processo che era iniziato nell'89 con la riforma Vassalli, allora ministro della giustizia,
un partigiano decorato con la medaglia d'argento della Resistenza, professore di procedura penale, che aveva cambiato la logica del processo penale. E qui, scusate, ritorno a quel che vi ho detto prima: in molti paesi europei, non solo nella Francia, la separazione delle carriere delle carriere è talmente evidente che il PM non fa parte della magistratura. Abbiamo visto in Francia addirittura la legge dice è sottoposto all'autorità del ministro della giustizia. In Germania il procuratore, la carriera della procura, sono dipendenti del Ministero della Giustizia, né più né meno, quindi sono soggetti alle regole di tutti i dipendenti ministeriali. In Spagna uguale. In Inghilterra addirittura è la polizia che fa le indagini. L'ufficio del procuratore della Repubblica è stato istituito 20 anni fa. È Scotland Yard a Londra che fa le indagini, quindi sottoposto al Ministero degli Interni, e poi porta le prove al giudice, il quale deciderà se andare avanti o meno. Quindi di nuovo, se noi guardiamo vicino a noi, ma sono situazioni normali quelle della sottoposizione del PM al governo, che peraltro in questa riforma non c'è. Quindi sono due livelli. Io dico, non è vero che c'è la sottoposizione del PM al governo, perché se avessero voluto farla avrebbero preso il modello inglese, quello tedesco, ma non l'hanno fatta. Ma se anche l'avessero fatta, si sarebbero semplicemente allineati agli altri paesi europei. Assolutamente sì. E in conclusione, professore, ecco, come ultimo tema, no? Siccome i fautori del no, lo dicevamo anche prima in apertura, hanno diffuso queste fake news a cui ha risposto proprio il ministro Valditara con quella intervista che citavamo, perché addirittura hanno sostenuto che con questa riforma la lotta alla mafia e alla camorra perderà forza, ma poi addirittura questa, diciamo, doppia bufola, perché in momenti alterni sostengono i fautori del no che con questa riforma ci potrebbe essere appunto il PM sottoposto al governo, condizionato, schiacciato sul governo, e in altri momenti addirittura sostengono che potrebbe diventare il super PM, cioè esattamente l'opposto, cioè un PM che si ritiene sorta di super poliziotto che diventa il giustiziere collettivo. E su quello onestamente non so che dire, perché voglio dire, potrebbero anche dire che con questa riforma aumenta il riscaldamento globale, oppure che con questa riforma ci saranno delle epidemie di malattie incredibili. Cosa ne posso dire? Non è vero, cioè, ma non dico che non è vero in assoluto, leggiamo quello che sta scritto, non è una mia idea. Se uno legge, e la Costituzione serve a quello, no? Di avere i principi fondamentali, l'organizzazione dello Stato scritta in modo chiaro, semplice, sintetico, che tutti possono capire. E io invito chiunque debba andare a votare, è facile, va su internet, scarica il testo della riforma costituzionale, sono 3 o 4 pagine, neanche, quindi sono facili da leggere, si mette una sera e vede cosa c'è scritto. E alla fine capirà che non c'è scritto quello che dicono loro, che dicono i sostenitori del no, almeno alcuni. Con altri facciamo dei dibattiti interessanti e sul merito, non sugli slogan. Basta leggere, a quello serve la Costituzione. Esattamente. E allora, prima di chiudere, le chiedo soltanto un parere poi su questo dibattito che si è creato anche da parte della CEI. Ecco, a questo non avevamo pensato inizialmente quando ci siamo sentiti per comunque la nostra intervista, però sembra quasi che si sia creato una sorta di pensiero unico collettivo per cui per forza è giusto che ci si schieri per il no. Abbiamo visto addirittura poi in campo storici attori per il no che però hanno anche commesso delle gaffe come Barbero, e addirittura degli stessi vescovi della CEI poi si è ritirata questa partecipazione che ci sarebbe dovuta essere da parte appunto del vicepresidente della CEI Savino. Non sembra quasi, ecco, come dicevo, che il pensiero unico collettivo che si voglia creare sia questo, a senso unico, che non si ammetta dissenso e che insomma, come al solito, il fronte progressista ha scelto che la propria causa è quella del bene e non si ammettono discussioni. Ecco. Io temo di sì, come spesso è, cioè si ideologizza una questione che è tendenzialmente tecnica e si dice chi è con me è buono, chi non è con me è cattivo, ma la soluzione a questo problema è dire andiamo a vedere cosa c'è scritto, vediamo nel concreto, e per fortuna ci sono delle radio come la vostra che consentono questo dibattito
oggettivo, concreto, vediamo cosa succede. Cioè, poi io vorrei anche chiedere, ma cosa pensate che possa succedere in concreto? No? Immaginiamo un CSM con i componenti sorteggiati. No? Quindi vediamo proprio concretamente un CSM con i componenti sorteggiati, bisogna eleggere il nuovo procuratore capo di Milano, uno dei posti più potenti di tutta Italia. No? E allora ci sarà la commissione elezioni, che è la quinta, non mi ricordo che numero è, che è una commissione dove ci saranno saranno 9 o 12 componenti, di cui 2/3 magistrati, tra l'altro, e 1/3 componenti nominati, estratti da liste del Parlamento. E allora se i 2/3, quindi il doppio, no? Rispetto a 1/3, i 2/3 sono magistrati e discutono tra di loro e non dipendono dalle correnti perché sono stati sorteggiati, certo, non mi faccio illusione, ci sarà quello che c'ha l'amico e cerca di sostenerlo, ma non c'ha dietro una struttura così forte, potente, soffocante, no? Come è la corrente alla quale deve obbedire e basta. Ci sarà un dibattito e tendenzialmente dovrebbero far uscire il più capace, quello che è più capace a tenere l'organizzazione di una procura così grande come quella di Milano. No? Dov'è che c'è scritto che prevale il governo? Il governo intanto è il Parlamento, ma se anche fosse il governo, ne ha la metà dei componenti nominati dai magistrati. E poi, come lei ha detto prima, questa idea che con il sorteggio poi vengono tutti soltanto magistrati giovani e ingenui, e invece quelli che vengono dal governo, dal Parlamento, saranno tutti avvocatoni, dei marpioni, come si dice, no? Che sanno come intortarsi sti magistrati. Ma cosa pensate? Che il magistrato, anche se fosse giovane, anzi, uno giovane di solito è più agguerrito, è più preparato, perché ha appena superato l'esame, che si fa intortare da un avvocato solo perché è un po' più anziano? Allora bisognerebbe mettere anche nei processi i punteggi come al golf, no? L'handicap, che se il magistrato è giovane ha un punteggio avvantaggiato perché non può discutere con un avvocato che invece ha più esperienza. Mi sembra una cosa proprio offensiva, tra l'altro, per i giovani magistrati, no? Assolutamente sì, ma è come dicevamo che quasi si vuole evitare, no, il dibattito, le discussioni, invece per esempio proprio Luigi Einaudi ripeteva che non le discussioni, non i dibattiti devono impaurire, ma questa concordia ignava e le unanimità dei consensi. È quello che stanno cercando di fare loro del Comitato del No, che si arrogano il diritto di pontificare, di sembrare come la forza del bene contro, no, le armate delle tenebre. Allora, grazie ancora professore, davvero grazie per quello che ci ha detto, complimenti davvero anche per queste sue riflessioni, anche un po' sulle esagerazioni del fronte del no, perché appunto a sentire loro, come ci ha detto, pare che probabilmente aumenterà, no, la temperatura globale, il riscaldamento globale del pianeta, e allora veramente speriamo di riaverla presto, di poter ricommentare assieme questo progetto di riforma, e speriamo soprattutto che possa anche aumentare la consapevolezza dell'elettorato, perché abbiamo visto, no, negli scenari poi di voto che se aumenta la partecipazione e l'affluenza potrebbe cambiare molto la situazione, visto il testa a testa che si sta creando adesso nei sondaggi, nelle ultime rilevazioni. Certo, quindi leggetevi il testo della riforma, si trova su internet e andate a votare. Questa è la sintesi. Grazie mille professore, davvero onoratissima la sua presenza e speriamo di averla presto. Grazie ancora, complimenti veramente per quello che ci ha detto. Grazie. Grazie, allora grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie a te Natalia sempre per la pazienza, la super professionalità di questa gestione dei nostri tempi che purtroppo volano, e allora buona continuazione qui con i nostri programmi di Radio Libertà. Avete ascoltato Lettera 150.